118esima escursione, siamo tornati a Camaldo, era un po' che non tornavamo. È il 7 novembre, sono le 10:40, la macchina segna 9 gradi, infatti è bello fresco. Volevamo fare il solito giro passando dal sentiero 72 verso il rifugio Cotozzo, ma vediamo che è chiuso, perciò non prendiamo il 72 ma prendiamo il 70 che è più avanti. Allungheremo un po' per arrivare al Cotozzo. L'alternativa che prendiamo, ovvero il sentiero numero 70 anziché il 72, l'allunghiamo, ma è l'unico modo per bypassare la frana. Eh sì, ci sono stati un po' di crolli, qua è cascato un palo, per terra è pieno di castagne. Sul percorso 70 abbiamo già visto 3 gruppi di daini, cervi, adesso io non conosco la differenza, perciò non so dire quale dei due, di cui il secondo era veramente vicino a noi, solo che non facendo nessun tipo di rumore loro, ce ne siamo accorti che già stavano andando via. Bellissimo, Camaldo lì non sbaglia mai. Trovamenti macabri, sentiero 70. Oh mio Dio. Era stradella 843 metri. Adesso noi andiamo verso rifugio Cotozzo. Mezzogiorno e un quarto, siamo a 1117 metri, sempre slottalato bene il barometro, siamo sempre sul percorso 70 e dovremmo essere arrivati praticamente al rifugio Cotozzo. Il rifugio Cotozzo da 1114 metri, perciò si parla di pochi passi ancora. Comunque mi sono spogliato il più possibile perché saranno 9, 10, 11 gradi, ma avendo fatto una salita veramente caldo. Poi qui siamo al coperto, tira un soffio di vento, non di più, ripeto, molto molto caldo, cioè ci siamo vestiti pesanti noi più che altro. Numero 70, sono le 12:20, in anticipo di 10 minuti sulla tabella di marcia siamo arrivati al rifugio Cotozzo. Eccolo qui in tutto il suo splendore. Benvenuto. Rifugio Cotozzo, c'è un gran odore di camino. Mi è tenuto veramente bene. Di dare un'occhiata dentro e già andiamo via perché non abbiamo fame, perciò mangiamo dopo. Percorso 98 e 72 secondo la mia cartina, andiamo verso, sì, sicuramente Badia Prattaglia, ma verso Poggio Brogli a 1208 metri. Poggio Brogli sono le 12:50 e noi andiamo verso Poggio Tre Confini da 1:20, sarà Poggio Tre Confini, se non erro, il punto più in alto che toccheremo oggi. Vediamo. Poggio Tre Confini, esatto.
Poggio Tre Confini, 1397 metri, questo è il punto più alto che raggiungiamo oggi. Dal rifugio Cotozzo al Poggio Tre Confini la segnaletica ce n'è tanta, ma è un po' cancellata, perciò bisogna stare sul pezzo. Sono le 13:45. Mi sembra che la Sonia voglia mangiare. Stanchissima. Stanchissima. Laggiù nuvole basse, veramente bello. Speriamo di ritrovare un punto dove la vista non è coperta dagli alberi, è veramente suggestivo. Incrocio, laggiù in realtà c'è anche un cagnetto, perciò arriva gente. Cavo dei Frati, 1358, obiettivo Prato Penna. In questo tratto i segnali sono nuovi di pacca, sono veramente ben tenuti. Questo è il sentiero numero 74, anzi no, 00. Percorso 00, siamo in discesa, perciò stiamo entrando nelle nebbie, nelle nuvole basse e c'è veramente anche tanta lecca qui. Sono le 2:30, siamo arrivati a Prato alla Penna e praticamente è iniziato a piovigginare ed è soprattutto molto freddo. Adesso vediamo se andiamo direttamente giù all'Eremo o se allunghiamo un po'. Da Prato alla Penna direttamente verso l'Eremo, non passiamo per il Gioghetto, la proposta è stata stranamente bocciata, chi l'avrebbe mai detto, e qui inizia quasi a piovere. E siamo arrivati al Sacro Eremo di Camaldoli. Qui si è aperto un po'. Il laghetto di Traversari, a poche centinaia di metri dall'Eremo di Camaldoli.
Cappella della Madonna della Neve. La 118esima escursione è finita, quinta volta a Camaldoli, non sbagli mai qua. Sono le 4:15, abbiamo fatto 22.114 passi, 117 piani in salita, gran bella giornatina. Siamo partiti che era un gran fresco, poi ci siamo spogliati perché era caldo, non tirava un soffio di vento, poi siamo andati dentro le nuvole, un freddo che ci siamo messi i guanti, è stato tutto un vestispoglio. Abbiamo beccato 3 volte i daini, i cervi, che cosa siano ancora non lo so, è bello. Adesso siamo un po' stanchini, andiamo a piedi a vedere, sbaracchiamo tutto, andiamo a vedere la farmacia e poi a vedere il castagno Miraglia. Questa farmacia è un museo. L'armadillo. Questo è in inglese. E non potevamo finire la giornata con un saluto al castagno Miraglia.